I ritmi serrati della nostra cerimonia rispettano le esigenze. Procediamo allo scoprimento del monumento dedicato agli oltre 15.000 volontari che animarono gli 11 cantieri di lavoro. Il sindaco di Gemona, il presidente nazionale, Ivo Del Negro, presidente della sezione di Gemona, l'assessore regionale in rappresentanza della regione del Friuli Venezia Giulia Barbara Zilli, il rappresentante della comunità montana del Gemonese si apprestano a scoprire il monumento dedicato agli oltre 15.000 volontari. Sempre a frontiera, era sul confine, e sempre alta la bandiera, sentinella allerta per il suo nostro italiano, ora un sorride, il tuo benigno e l'aria il sol. Grazie.